Quindi siamo qui per combattere quegli atteggiamenti sconsiderati che abbiamo imparato purtroppo a vedere, che sono da combattere e da debellare, perché la posta in gioco è troppo alta. È una battaglia che possiamo vincere ed è una battaglia che si deve giocare a colpi di buone norme. Abbiamo una dignità, siamo esseri umani e non possiamo essere battuti da un virus. Parte della libertà che abbiamo riconquistato è stato grazie al massacrante lavoro di tutti gli operatori della sanità. Noi abbiamo fatto la nostra parte, dico noi in quanto rappresento tutta la sanità dell'Ulce-Euganea, da Schiavonia al territorio, e ne sono orgoglioso di rappresentarla. Noi abbiamo fatto la vostra parte, adesso il testimone passa nelle mani dei cittadini. Qualunque cosa dovesse succedere fra X tempo, in senso di ripresa della contagiosità della pandemia, questo è imputabile esclusivamente ai comportamenti dei nostri cittadini, che fino ad oggi si sono dimostrati per tutte le età, dai giovani ai nostri anziani che hanno sofferto di rimanere isolati, anche dai propri affetti familiari. Veramente di grande senso civico, ma non dobbiamo perdere questo senso civico.